Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Vicenza incontrano risparmiatori traditi dalle banche. La promessa: questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano soldi. Ma solo 5 associazioni su 20 ammesse al palazzetto dell'Assemblea, molti risparmiatori lasciati fuori, rabbia e tensione all'esterno tra grida e insulti. In 13.000 dal Veneto alla capitale per partecipare alla manifestazione unitaria dei sindacati contro la manovra economica del governo. Carbonera sconvolta dalla tragedia della 18enne che ha preso l'auto e si è scagliata contro un muro morendo sul colpo. 5 anni fa il padre aveva perso la vita in un incidente. Il dramma di Manuel Bortuzzo, si moltiplicano le azioni solidali per il 19enne. Il sindaco di Morgano ieri a 20:10 saremo noi, le tue gambe. Corteo a Venezia a favore dell'immigrazione di richiedenti asilo e associazioni di sinistra in marcia dalla stazione dei treni a Rialto. Per consentire ai genitori di vivere da soli una serata romantica per San Valentino, l'idea è lanciata da una scuola di Vigonza. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Dunque questi titoli di oggi: migliaia di risparmiatori, tantissimi anche da Treviso, questa mattina a Vicenza per l'incontro tra i vice premier Salvino e Di Maio con i risparmiatori traditi di BPV e Veneto Banca. Dal governo l'annuncio e i risarcimenti a brevissimo. Ciao Matteo. Questa è? Ok, che dici? Iniziamo? Io comincerei. A braccio e stretta di mano dentro il centro sportivo Palladio di Vicenza, i due vice premier che litigano quasi su tutto trovano la concordia di fronte a 1300 risparmiatori beffati, traditi e affossati da BPV e Veneto Banca. Fuori dal palazzo ce ne sono tantissimi altri che spingono per entrare anche con rabbia. Dentro il sottofondo è da musica da film e la prima scena è per entrambi l'attacco all'Europa con le sue critiche al fondo risparmiatori. Fiducia tradita da dei truffatori che spero finiscano in galera, ed è la bella politica. Abbiamo messo 1,5 miliardi a bilancio, vediamo di spenderli in fretta, di restituirli in fretta. Se a Bruxelles qualcuno cercherà di rallentare, noi tiriamo dritti. L'Europa sta dicendo che non è d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo avanti, questa gente ha diritto ai risarcimenti. Poi i risparmiatori ai quali dare risposte, c'è bisogno di scadenze immediate. Abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi da restituire a degli italiani truffati, che hanno perso 50, 80, 100, 140 mila euro di risparmi sentendosi dire sono al sicuro signora, li lasci a me. Qualcuno dovrà andare in galera e qualcuno, se non tutto, almeno una buona parte di quello che ha perso dovrà riavere indietro. Qua c'è gente che ha fretta, c'è gente che rischia di perdere la casa, di perdere il negozio, di perdere la macchina, di perdere la speranza, e quindi sono contento che in 7 mesi abbiamo trovato 10 volte i soldi che la sinistra non aveva trovato in tanti anni, però bisogna fare veloce. È passato tanto tempo, noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, a dicembre, siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. In 8 mesi e mezzo abbiamo fatto quello che gli altri non avevano fatto per anni. Mancano 2 decreti attuativi che questa settimana prossima devono essere scritti, soprattutto quello più importante, e devono essere emanati. Stiamo facendo corse contro il tempo col MEF per riuscire ad ottenerne la scrittura il prima possibile. Soddisfatto il governatore Luca Zaia. Stiamo andando avanti comunque a fatti concreti, il governo che propone e ha già ovviamente fatto la legge per i risarcimenti, adesso ci saranno i decreti attuativi nel giro di una settimana e finalmente questo 1,5 miliardi, che non è più 100 milioni ma è diventato 1,5 miliardi, saranno a disposizione dei risparmiatori. Questo è quello che di concreto c'è e di vero c'è. Ci dia il tempo questo mese di far partire la commissione d'inchiesta sulle banche. Gianluigi Paragone sarà il presidente di questa commissione d'inchiesta, li convochiamo tutti e iniziamo a farli cantare, perché i conflitti di interessi nel mondo delle banche hanno spolpato i risparmiatori, come quelli che incontriamo stamattina. Dentro il palazzetto le speranze dei risparmiatori e di chi segue la loro battaglia da anni. Che mantengano quello che hanno detto e penso che lo faranno, perché finora hanno dimostrato che quando parlano fanno. E questo mi tranquillizza molto e spero soprattutto che i più disastrati degli azionisti fregati vengano rimborsati finalmente dopo 3 anni e mezzo.
sa che siamo addirittura di arrivo. Speriamo. Perché c'è tanta gente che sta soffrendo davvero. Speriamo. So che c'è la buona volontà, dal momento che hanno trovato questo fondo dormiente, di poter ridare i soldi che sono stati portati via alla povera gente, perché soprattutto tanti, quasi tutti sono povera gente, a cui hanno portato via appunto la vita. Spero che comunque siamo addirittura d'arrivo. Diciamo che avere nel territorio vicentino 2 vice premier, quindi di portata nazionale, che vengono a trattare di un problema che ha colpito come uno tsunami il territorio e il popolo veneto, privandolo della loro dignità, dei loro risparmi, è sicuramente un primo passo. Le risposte che hanno dato sono risposte rassicuranti, nel senso che hanno detto che i decreti attuativi arriveranno la prossima settimana, tutte le associazioni, tutti noi stiamo aspettando. Non sono andati oltre ancora il 30% che noi ci auguriamo naturalmente, come ci è stato riferito, che si alzi questa misura di ristoro oltre il 30% e raggiungendo magari il 50-60%. Noi abbiamo dedicato il nostro sostegno psicologico nei loro sportelli, nelle loro assemblee, abbiamo seguito centinaia di persone che hanno avuto disturbi psicologici molto gravi. Sono storie drammatiche, soprattutto quello dei piccoli risparmiatori che avevano messo via i loro TFR, i loro risparmi per la loro terza età e in qualche modo si sono trovati, e sono la maggior parte di quelli che erano qua stamattina, disturbi fisici e psicologici molto molto pesanti, e noi li abbiamo seguiti e li stiamo seguendo ancora. Quanti ne avete, diciamo, avete un numero insomma, da dare? Beh, solo nella zona dell'Alto Vicentino quasi 150 e altrettanti, anche di più, della zona di Treviso. Sono i risparmi della nostra vita e ci vogliono per la vecchiaia, che non so dove andrò a finire. Ho 80 anni, ho lavorato una vita e ho diritto a avere i miei soldi, non quelli degli altri, i miei, solo i miei. Ma solo 5 su 20 associazioni dei risparmiatori sono state ammesse all'assemblea, a dimostrazione della divisione interna. Lo stesso movimento degli ex soci. Fuori la rabbia si è trasformata anche in tensione. Vediamo. Io devo capire cosa accade oggi, perché per me in questo momento è incomprensibile. Premesso che noi aspettiamo tutto questo da 4 anni, premesso che i decreti dovevano già uscire il 31 di gennaio, è il 9 febbraio ragazzi, siamo esausti di andare a Roma con dei tecnici che prendono a distanza di mesi ancora degli appunti, la situazione è ormai chiara e lampante. Alcune associazioni di risparmiatori iscritte alla cabina di regia, al MEF, come voi, esclusi. Sono rimasti fuori. Certo, esclusi, 15 su 20 esclusi. Se dichiari che è un'assemblea nazionale libera e aperta a tutti, allora o cerchi una location in grado e con capienza, altrimenti dici, come facciamo tutti noi, è un'assemblea dell'associazione libera, chi vuole viene, ma non ci sono le banche del centro Italia, le banche del sud, le banche del nord-est, quando poi di fatto è ovvio che per motivi di sicurezza, se vengono i 2 viceministri, la capienza è limitata, ma lo sappiamo, ma non è il modo, il fondo non deve essere strumentalizzato. 20 sono i referenti della cabina di regia. Oggi l'invito ufficiale lo hanno avuto in 5, gli altri 15 sono fuori e se sentite gli schiamazzi, siccome la priorità è stata data ai 2 movimenti che hanno organizzato, molti che sono arrivati in corriere in macchina non possono entrare. Beh, ma allora? Con calma signori, con calma. Oh, ma che cazzo? Ma come se è possibile una roba del genere, porca miseria. Ne manda convocazioni e poi non si può neanche entrare. Non si è vaccinati, signori, ora che siamo qua in bambini. Oh, Ciccio! Calmo, ecco, calmo, sotto sapete le casa. Che cazzo che entra? No, prendere, via. Sta attento, cazzo. Che sto voglio prendere, questo de che sto prendendo occhio. Quella che avete sentito è la cronaca della giornata, ma adesso ascoltiamo le parole di Matteo Salvini in un'intervista esclusiva con la nostra emittente. Il leader della Lega parla dei risparmiatori, dell'autonomia, dei migranti e molto altro. Ci sono 200.000 truffati, ci sono famiglie sul lastrico, mutui che non vengono pagati e negozi e aziende che rischiano di chiudere, quindi bisogna fare in fretta,
non con l'elemosina di cui parlava il PD in precedenza. Che poi l'arbitrato spetti alla Consob piuttosto che a una commissione ministeriale, io capisco tutti i dubbi dei truffati che dicono ma dovrei essere giudicato da qualcuno che doveva vigilare Consob e Banca d'Italia, invece evidentemente non ha vigilato, non ha fatto il suo mestiere. Voglio passare da un'altra via, più veloce, più terza, più indipendente, e condivido questa preoccupazione. Già in settimana i tecnici lavoreranno a questi decreti attuativi con i rappresentanti dei risparmiatori per fare il più veloce possibile. Abbiamo messo lì 1,5 miliardi, 10 volte in più rispetto a quello che era previsto, speriamo di spenderlo il prima possibile. Già parecchi risparmiatori hanno già attinto ad altri fondi, vediamo di arrivare in più case possibile. Sta per cominciare la primavera e conto che sia per l'autonomia che per i risparmiatori sia veramente primavera da tutti i punti di vista. A proposito di autonomia, la partita doveva chiudersi entro il 15 di febbraio, poi ci sono state delle frizioni ancora una volta col Movimento 5 Stelle, con Zaia che ha risposto alla senatrice Nunes, insomma questa autonomia a chi dà fastidio? No, ma innanzitutto conto che entro il 15 febbraio arrivi una proposta del governo. È chiaro che la Lega ne è convinta al 100%, e qualcun altro magari ha qualche dubbio in più, però le sovrintendenze rimangono centralizzate, però sulle infrastrutture decidiamo a Roma, però i direttori didattici delle scuole mandarli sotto il controllo della regione, chissà che succede, niente. Migliora la qualità della vita, si riducono le spese, quindi vedremo di convincere coi fatti tutti gli incerti che un'Italia fondata sui comuni, sui sindaci, sulle regioni, sulla spesa a livello locale, un'Italia che va più veloce e che spreca di meno. Continuo a ritenere che ci siamo, il primo mattone è pronto per essere posato. Caso Diciotti, so che tocco un tasto dolente, però il Movimento 5 Stelle ha sempre votato sì all'autorizzazione a procedere. Ecco, se votasse sì anche questa volta, metterebbe a rischio la tenuta del governo? No, il governo va avanti perché dobbiamo continuare a smontare la legge Fornero, a rottamare le arterie di Equitalia, a ridurre le tasse non solo per gli artigiani, gli autonomi, i commercianti o i piccoli imprenditori come abbiamo fatto, ma anche per i lavoratori dipendenti. Io sono stato denunciato e dovrei essere processato perché ho fatto quello che prevede la Costituzione, difendere la sicurezza ai confini del mio paese, l'ho fatto, lo rifarò e lo rifarò ancora. I dati di questo inizio 2019 dicono che abbiamo fatto bene perché abbiamo espulso il triplo degli immigrati che sono arrivati, cioè ne sono arrivati 200 e ne abbiamo espulsi 600, quindi vuol dire che gli scafisti hanno capito che in Italia non è più aria, la pacchia è finita e quindi è un processo ben speso. Oggi andrà a It Show, la fiera della caccia, torna con forza anche il tema della detenzione e del commercio delle armi. Legittima difesa, altra promessa che intendo mantenere entro marzo, e noi dobbiamo disarmare i delinquenti e permettere a chi per sport, per passione o per difesa personale detiene legalmente un'arma di poterlo fare senza pagare un occhio della testa o senza morire di burocrazia. Quindi già so che ci sarà qualcuno che mi attacca il Far West, no, io voglio meno armi possibile in giro, 0 armi per i delinquenti, però se uno per scelta, per vita, per passione o per lavoro deve potersi difendere, lo deve poter fare. Ed ora ci spostiamo a Roma con la manifestazione unitaria dei sindacati contro la manovra economica del governo, una nutrita rappresentanza anche dalla Marca. Siamo in tantissimi, Treviso c'è, manifestazione riuscitissima, questa piazza chiede al governo di essere ascoltata per creare futuro al lavoro. 2000 trevigiani a Roma, tra i 200.000 stima dei sindacati in piazza San Giovanni per dire no alla manovra del governo che non rilancia l'economia e scontenta i futuri pensionati, manovra che non consente al Paese di guardare al futuro. Manifestazione unitaria di CGIL e Cisle Will con Maurizio Landini alla sua prima uscita da segretario nazionale della Camera del Lavoro. La richiesta è quella di cambiare questo Paese, per cambiare questo Paese, creare lavoro e giustizia sociale ci vogliono i lavoratori e ci vuole il sindacato. Questa è la domanda che arriva da questa piazza. Non si cambia il Paese contro chi lavora. Il governo esca dalla realtà virtuale, gli fa eco il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan. In piazza insieme ai sindacati anche diversi imprenditori e rappresentanti della società civile. Tante associazioni laiche e cattoliche che hanno voluto aderire alla nostra
manifestazioni, li ringraziamo di cuore perché qua c'è di mezzo la crescita, il futuro per il Paese, che per noi deve essere un futuro di lavoro. Sfilano gli operai, sfila il mondo della scuola, sfilano i pensionati, sfilano i rappresentanti della sinistra italiana, quindi il corteo arriva in piazza. Quando le cose sono complicate e difficili, come oggi sono complicate e difficili, noi dobbiamo diffidare di quelli che le semplificano, di quelli che ci raccontano che da soli sono capaci di risolvere tutto. Se posso darvi un consiglio, quando trovate sulla vostra strada qualcuno che vi dice che lui ha capito tutto e che da solo può risolvere tutto, dategli la mano e cambiate strada perché vi sta prendendo in giro. Perché oggi, al contrario, è proprio il momento insieme di affrontare la situazione. Perché cambiare vuol dire un lavoro di qualità, un lavoro con diritti. Ma allora vuol dire cambiare i modelli organizzativi che ci sono, vuol dire cambiare il quadro dentro il quale ci muoviamo. E questo è un problema che è sia nel lavoro pubblico che nel lavoro privato. Siamo alla cronaca, si è schiantata con la sua auto contro un muretto prima della tragedia, le sue ultime parole alla cugina: mi ammazzo. Il drammatico incidente ieri sera a Mignagola di Carbonera. Il sindaco di San Biagio, dove abitava la giovane, 18 anni, è il tempo della vita, ma non sicuramente il tempo di pensare alla morte, bisogna riflettere. Poche tragiche parole alla cugina prima dello schianto mortale. Mi ammazzo. Jessica, dell'innocente 18 anni, aveva già deciso. Ha preso la sua macchina, un appunto, ed ha iniziato quella drammatica, folle corsa. Il boato in via Spercenigo ha squarciato il silenzio di una sera come tante. L'auto si è schiantata contro un muretto. La giovane andava a velocità sostenuta, pare senza cinture di sicurezza. Al termine della strada, che gira bruscamente verso sinistra, c'era il muro della Silcart, un'azienda di edilizia. Una curva pericolosa, ed è proprio qui che la vettura è uscita di strada. Sul posto sono arrivati subito gli uomini del SUM 118, che hanno tentato di tutto per strappare Jessica alla morte, ma nonostante i tentativi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Cosa possa aver spinto una giovane ad un gesto tanto tragico quanto estremo saranno le indagini a stabilirlo. Jessica abitava a Spercenigo, frazione di San Biagio di Callalta. Il paese ed il sindaco tutti sono sotto shock. È una tragedia perché quando parliamo di 18 anni, di un giovane, 18-20, ma con questa età è il tempo della vita, non è sicuramente il tempo per pensare alla morte. Toccherà ora agli agenti della Polizia Stradale di Treviso chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, nel quale non sono stati comunque coinvolti altri mezzi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza, e poi lo strazio enorme dei familiari. Jessica lavorava come parrucchiera a Spercenigo e da qualche anno viveva in questa frazione. Lavorava anche qui, si stava inserendo nel tessuto sociale, quindi si stava costruendo una vita. È una cosa improvvisa, una tragedia che purtroppo magari lascerà anche tante domande senza risposte sicuramente. Figlia di una famiglia di giostrai, la 18enne aveva perso il padre, Romeo dell'Innocenti, nel gennaio del 2015. L'uomo morì in un incidente stradale assieme al 35enne Giancarlo Garbini. I due erano in fuga a bordo di un Audi dopo aver fatto saltare in aria lo sportello bancomat di una banca di San Cipriano di Roncade. L'auto si schiantò a Silea, gli altri due occupanti della vettura rimasero feriti. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora il caso di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore di Morgano, paralizzato da un colpo di pistola che l'ha colpito mentre passeggiava in una piazza di Roma, una vicenda che ha subito acceso la solidarietà di tanta gente con piccoli e grandi gesti, come l'iniziativa di un'imprenditrice trevigiana. Vediamo. La solidarietà si esprime anche con dei calzini. Sono quelli che Claudia Favaro, imprenditrice trevigiana del settore abbigliamento di alta gamma, ha deciso di mettere in vendita ad un prezzo simbolico, destinando tutto il ricavato alla famiglia di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore trevigiano paralizzato da un colpo di pistola che l'ha colpito a Roma, in quello che si sta delineando come un drammatico scambio di persona.
Un'iniziativa partita dalla figlia di Claudia, la 14enne Benedetta. Questa storia mi ha colpito molto perché lui è uno sportivo come me, come tutti gli sportivi abbiamo un sogno grande, lui aveva un sogno di andare alle Olimpiadi e adesso mi rendo conto che rimanere in sedia a rotelle non è una cosa affatto semplice, quindi anche con un piccolo gesto ho pensato che avevo questa possibilità con mia mamma di dargli un piccolo aiuto per lui e per la sua famiglia. Una sensibilità nata anche dalle prove della vita affrontate da Benedetta e da Claudia, che non ci ha pensato un attimo e grazie ai social si è messa in contatto con la mamma del giovane nuotatore. Così in una notte di messaggi è nata l'idea per un gesto concreto di solidarietà per Manuel e la famiglia. Ecco, ma perché proprio il calzino? Un oggettino che avesse un prezzo popolare, tra virgolette, fare del bene dando qualcosa di carino anche in cambio, senza chiedere, tra virgolette, una beneficenza che non mi piaceva. L'iniziativa sulla pagina Facebook L'Armadio in Giardino è partita ieri e in 24 ore i risultati, come si vede dalle conferme via social, sono già molto incoraggianti. Tantissime persone ci hanno chiamato per poter dare anche il loro contributo, chi da Roma, chi da Savona, chi da Pavia. L'obiettivo, per stessa missione di Claudia, è ambizioso. Abbiamo 40.000 like nella pagina, quindi se tutti potessero dare 10 euro arriveremo a una cifra che veramente potrebbe cambiare le cose. Questa iniziativa però ha una scadenza, giusto? Sì, pensavamo di dare una scadenza a fine mese affinché tutti potessero comunque, non in un giorno ovviamente, prendere questa iniziativa. Ovviamente 10 euro non cambia la vita a nessuno, però se tutti insieme mettiamo 10 euro diventano tanti soldi. Corteo a Venezia a favore dell'immigrazione, centinaia di richiedenti asilo e associazioni di sinistra in marcia dalla stazione dei treni a Rialto. Tra i tanti slogan, uno su tutti: noi non vogliamo essere clandestini. Noi non vogliamo essere clandestini, noi ci siamo integrati in questo paese e noi diciamo basta a questa legge schifosa. Grazie. Si chiama Side by Side, fianco a fianco, il corteo, la manifestazione che prende corpo da qui, dal piazzale della stazione di Venezia, per tutelare i diritti umani, per tutelare i diritti dei migranti e la loro accoglienza. Tra bandiere, canti, slogan, striscioni e danze pare di essere ad una festa interculturale. Questa è una città in cui c'è un fontego dei tedeschi, una riva dei sciavoni, che dica il sindaco, erano gli slavi, sciavoni. Cioè una città che forse per motivi anche commerciali e anche non sempre nobili, ma comunque è stata aperta. Tra associazioni, docenti dello SLAI Cobas, sostenitori della manifestazione, c'è anche lui, Lansinel, 23 anni, della Guinea, è arrivato da 4 in Italia. Già io sono fortunato, ho avuto lavoro, ma gli altri che non hanno lavoro, non anche dove dormire. E ho un cuore che mi fa male se vedo i miei colleghi che sono arrivati allo stesso modo con me e mi fa piangere se dormono fuori alla strada, che non hanno luogo dove dormire e neanche a mangiare. Nel Salese ci sono alcune casse, poi soprattutto nel Milanese ci sono degli SPRAR attivi e circa una trentina di ragazzi in totale sono ospitati in questo momento. E il problema appunto è che rischiano di non cadere fuori dallo SPRAR e dal circuito d'accoglienza. Ma noi diciamo di tutti i migranti, compresi gli italiani, perché prima gli sfruttati. Siamo in un mondo capitalista che non ha più rispetto nemmeno della vita umana. Per esprimere forte contrarietà alla legge Salvini e alle politiche di tutto il governo, compresa la Lega, i 5 Stelle, i porti chiusi e tutto quello che sta succedendo. Poi c'è Chancely, 30 anni, del Camerun, e infine Mamadou, 32, senegalese, sans les papiers, senza il permesso di soggiorno. Cosa cerchi? Un lavoro, una casa? Cerco di avere una vita come tutte le persone, perché sono un essere umano. Quindi senza permesso di soggiorno non si può fare niente? Sì, niente, non mi posso fare niente, rimanere sempre. Dove andrai? Adesso guarda dove io voglio andare.
Ed ora un'idea lanciata da una scuola di Vigonza nel Padovano, un pigiama party per consentire ai genitori di uscire per una serata romantica. È stata lanciata appunto da una scuola dell'infanzia di Vigonza che sarà aperta la sera di sabato 16 febbraio per tutti i suoi alunni, nell'ottica di sostenere le famiglie ed evitare di ricorrere a nonni o babysitter. La scuola aprirà alle 19, poi dopo cena, quindi dopo il San Valentino, i genitori potranno tranquillamente riprendere i figli e tornare a casa. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto sarà una giornata incerta. Il cielo infatti si presenterà spesso nuvoloso e coperto con qualche pioggia a carattere sparso, alternata comunque a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Le temperature minime saranno comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime comprese tra i 5 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il cielo si presenterà nuvoloso su tutti i settori con probabilità di piogge sulla pianura settentrionale e sulla costa. In quota possibili locali nevicate. Temperature minime comprese tra i 3 e 5 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una domenica all'insegna ancora di locali nevicate, anche copiose, specie sull'Alto Adige e sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra i 3 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.